No, no, non è un miraggio assolutamente. Qualche settimana fa ero un po' meno ottimista. E stiamo migliorando un pochino, ma purtroppo ci portiamo avanti dei fantasmi che forse fanno un po' parte di noi e ci vuole tempo per lavorarci sicuramente. Io credo nel gruppo, credo in quello che stiamo facendo, dobbiamo sprecare sempre meno perché l'obiettivo nostro è più importante della vittoria al campionato, perché la vittoria al campionato comunque vediamo il Cotton, no? Comunque è una squadra che domina sempre, alla fine poi le cose ti riescono più facilmente, invece quando devi salvarti c'è anche la paura e devi giocare anche contro quella, quindi dobbiamo migliorare un po' in quello. Beh, Trincia e Stenbock, ma lo stesso anche Manuel Cosimi, insomma, sono giocatori che ci stanno dando una grossa mano, anche mentalmente perché sono più freschi, magari proprio quei fantasmi che noi abbiamo, loro non ce li hanno, insomma, giocano in maniera molto più tranquilla. Matteo ha la gioventù dalla sua parte, Trincia, che sicuramente lo aiuta e Moretti oggi forse un po' più sottotono, ma sta portando avanti insieme a Andrea Eusebi la carretta da inizio anno, quindi ci può stare, insomma, ha fatto un lavoro un po' più sporco e ha aiutato i compagni a fare gol, quindi va bene così, l'importante è che ci sacrifichiamo tutti per lo stesso obiettivo. Beh, Alessandro sì, ci sta aiutando tanto, lui ha dalla sua parte l'esperienza, grande esperienza, insomma lui ha calcato campi che in pochi hanno calcato nella Lega, quindi sì, Riccardo è comunque un ottimo portiere, però in questo momento Alessandro sta dimostrando che è molto molto importante, quindi senza nulla togliere a Riccardo, sicuramente Cosimi è uno che se ci fosse stato all'inizio anno si sarebbe giocato il guanto d'oro. Grazie a Natalucci, alla prossima. Grazie a Buona voi. serata.